Sono Giulia De Benedetto, ho 28 anni e faccio la grafica, mi occupo di comunicazione visiva. Oggi sono qui nel coworking dove lavoro da un mesetto, dove ho il mio piccolo ufficio e dove sono tornata qui a Castelfranco dopo diverse esperienze fuori dall'area dove sono nata. Ecco, ho la fortuna di essere stata a Trieste, a Parigi, a Milano e a Treviso. Le esperienze, diciamo, fuori porta, quindi lontano da dove sono nata, mi hanno sicuramente fatta crescere a livello personale. A livello professionale invece mi hanno dato modo di vedere tante realtà diverse, perché non esiste un solo modo di lavorare, e mi hanno dato anche una certa prospettiva sulla mia professione. Banalmente, occupandosi di comunicazione, il fatto di lavorare in Francia con una lingua che non è la mia è stato molto molto difficile, perché appunto c'era questa sconnessione tra testo, immagine, senso, che non è assolutamente banale per chi si occupa di comunicazione. Quindi poi quando torni in Italia apprezzi il fatto di poter lavorare nella tua lingua. Sono tornata a Castelfranco per motivi, diciamo, inizialmente personali, ma poi perché dopo un periodo lontana, diciamo, da casa, volevo vedere se riuscivo a fare il mio lavoro qui, dove in realtà ho tutti i miei affetti, la mia famiglia, i miei amici, e quindi è stata una scelta, diciamo, consapevole quella di tornare qui. Per me il lavoro è sicuramente una passione, prima di tutto, perché comunque faccio un lavoro che mi piace molto, ed è anche un'opportunità di indipendenza, perché appunto è quello che mi ha permesso di poter vivere diverse esperienze autonomamente, conoscere un sacco di persone, conoscere diversi professionisti, quindi direi sicuramente è un'opportunità per me, è una passione e penso che sia anche il mio futuro, ecco, il lavoro. Il tempo libero per me è dar sfogo, diciamo, un po' alle mie passioni e stare con le persone a cui voglio bene. Molto spesso non è facile separare lavoro e tempo libero, perché appunto magari per me tempo libero significa andare a visitare una mostra, e molto spesso visitare una mostra significa anche, tra virgolette, studiare per il mio lavoro. Però diciamo che è una cosa che cerco sempre di fare, quello di separare lavoro e tempo libero, motivo per cui ho deciso di prendermi un ufficio qui. Allora, io penso che si possa fare comunicazione, si possa fare grafica in maniera giusta e non superficiale, perché molto spesso la grafica viene un po' additata come troppo frivola, per esempio. Credo che si possa riacquistare il senso primo della comunicazione e quindi della grafica anche in ambiente industriale e commerciale. Allora, se un'azienda si rivolge a me, io cerco in tutti i modi di valorizzare al meglio ciò che fanno, che può essere un prodotto, può essere qualsiasi altra cosa, e a comunicare con chiarezza ciò che sono e ciò che fanno, perché molto spesso ci sono aziende con tantissimo potenziale che però non sanno raccontarsi e non sanno comunicarsi, e in questo senso vengono penalizzate. E quindi il mio ruolo è un po' quello di, appunto, comunicare con chiarezza chi sei e cosa fai. Nel mio futuro mi piacerebbe vedere anzi la mia professione, cioè continuare a fare grafica. Non voglio rinunciare al lavoro, perché appunto è una dimensione che mi dà molta soddisfazione. Nello specifico adesso sto cercando di mettere a fuoco quale potrebbe essere il mio ruolo di grafica nel futuro, se lavorare autonomamente è la strada migliore, piuttosto che associarmi ad altri professionisti, piuttosto che inventarsi una qualche modalità di lavoro che magari adesso non esiste. Quindi è sicuramente una parte che sto cercando di capire adesso.
motiva in ambito lavorativo sicuramente la voglia di far bene il mio lavoro. Mi piacciono le cose fatte bene in generale, non solo a livello di grafica. Mi motiva il fatto di voler produrre delle cose pensate e in un certo senso far capire il valore della mia professione. E più in generale nella vita mi motiva il fatto di lasciare qualcosa di buono nel mondo. Avendo aperto partita IVA da poco, devo essere sincera, la mia preoccupazione principale era quella di non avere abbastanza lavoro, non trovare abbastanza lavoro, non guadagnare abbastanza soldi, però immagino che siano preoccupazioni normali. Cerco di stare attenta sì, ma non farmi limitare da queste cose, e quindi nello specifico in questo momento la mia preoccupazione è quella, però devo dire che con un po' di organizzazione si riesce a superare anche questa paura, ecco. La felicità per Giulia è allora stare bene in tutti i sensi, non solo di salute, proprio stare bene con chi sono, con quello che faccio, con le persone attorno a me. E la felicità ed è una cosa che sto riscoprendo adesso, è stare bene nel posto in cui si è anche, cioè sentirsi nel posto giusto al momento giusto. Perché tante volte magari uno si sente magari lontano da quello che vuole fare o dalle persone che vuole vedere più spesso. Adesso in questo momento la mia felicità è sentirsi nel posto giusto al momento giusto. Sì, sono felice, sì sì. Far parte di un'associazione di categoria per me significa, pur lavorando in autonomia, sentirsi parte di una cosa un po' più grande di te, che non è una cosa negativa, anzi, cioè sentirsi un po' con le spalle coperte. Ecco, per me significa questo adesso, poi magari questo sentimento cambierà, però in questo momento significa essere da sola a lavorare ma non sentirsi da sola a livello professionale.